lette dal tutto. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi parliamo di un romanzo, abbiamo in collegamento già l'ospite. Prima però vi preannuncio che nella seconda parte avremo modo per obituario di ricordare Camillo Ruini, e noto ecclesiastico passato a miglior vita, e Carlo Ginzburg, uno storico d'eccezione, figlio di Leone Ginzburg e Natalia, visto che abbiamo questa profusione di Natalie di grande fama, compreso la nostra regista, quindi la famosa scrittrice. Ma lo storico è andato oltre, ha superato il muro del suono con, penso, il suo capolavoro, che è Il formaggio e i vermi, un libro che non può mancare in una biblioteca che rispetti la storia popolare. E poi ancora voglio ricordare il 65esimo anniversario, 23 giugno del 61, del Trattato Antartico, perché si parla sempre poco dell'Antartide, ma in un contesto come quello attuale, dove la geopolitica è diventata la più importante delle discipline, a parte le guerre reali, insomma, ma i rapporti fra gli stati si fanno sempre più tesi e complicati, la posizione rispetto all'Antartide diventa, come vedremo, molto singolare, molto particolare. Infine un giudizio sulla maturità, sui temi dati alla maturità di quest'anno. Allora, sentiamo subito se è in linea Massimo Milone. Pronto? Buongiorno, sono in linea, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno a te ovviamente. Certo, grazie, eccoci qua. Allora, scrittore molto noto, ha già pubblicato una serie notevole di romanzi incentrati soprattutto sulla città di Milano. Torneremo dopo, perché sono tanti i milanesi che ci ascoltano ovviamente, dopo, verso la fine della nostra mezz'oretta a disposizione, parleremo anche un po' di quegli altri ottimi lavori che sono stati prodotti in passato. Adesso però ci concentriamo sulla novità, questo Pigna Investigation. Ecco, la prima domanda: perché Sanremo? C'è una conoscenza diretta di Sanremo, del sanremese, dell'estremo opponente? C'è una frequentazione diretta da parte sua, Massimo, oppure c'è un interesse più generale? Allora, potrei rispondere con lo slogan "perché Sanremo è Sanremo". In realtà sì, ho una conoscenza abbastanza diretta del posto. Io frequento sia sanremesi che sanremaschi, la differenza è notevole per chi ci abita sanremasco e chi è nato lì da generazione sanremese e chi è arrivato a Sanremo. E a Sanremo sono arrivate tantissime persone, sono arrivati gli abruzzesi per coltivare i fiori, ci sono tanti pescatori siciliani, napoletani che hanno esercizi e via dicendo, e poi adesso ci sono anche tantissimi slavi provenienti dai tanti stati nati dal crollo, dall'implosione dell'impero sovietico. E quindi niente, ecco, Sanremo è una città che conosco abbastanza, frequento molto e la ritengo adatta a un libro, così, a un noir o un giallo, non so, definiamolo come volete, perché è una città anche di frontiera. Il confine è proprio a Ventimiglia, ma la vera frontiera, un po' possiamo dire, a Sanremo. È a Sanremo che arrivano dalla Francia, arrivano appunto, dicevo, dall'est dell'Europa, c'è una grandissima chiesa russa, insomma c'è un po' di tutto. La conoscenza ce l'ho. Il quartiere Pigna è il quartiere storico, quello medievale, dove una volta era considerato un quartiere malformato e adesso sta rinascendo grazie a varie associazioni che l'hanno rilanciato, stranieri che arrivano, però è comunque sempre abitato da persone del Bangladesh, arabi, un po' di tutto. Certo, il nome Pigna deriva proprio dal fatto che la location, usando un termine un po' mondialista, è tale da far pensare proprio a una pigna, cioè al frutto del pino,
con le abitazioni come se fossero quelle parti che contraddistinguono nella loro, come un mosaico, la caratteristica della pigna. Davvero un posto unico. Anch'io ci sono stato diverse volte, non sono un abitué di Sanremo, ma sicuramente chi non va alla Pigna si perde l'autenticità assoluta. E lì il protagonista, un ex poliziotto, il protagonista della nostra storia, sto dicendo non plurale maiestatis, ma vorrei che davvero andaste a comprare questo libro molto particolare, ex poliziotto che comincia a indagare. Poi la scena si sposta su vari teatri anche europei, penso alla Grecia, no? Senza spoilerare troppo, subito per carità, però insomma la Grecia, chi non è stato in Grecia e chi non conosce quelle isole meravigliose, quei posti unici al mondo, no? E poi l'estremo ponente e la Costa Azzurra. Ecco, perché queste poi scelte anche qui, diciamo, senza arrivare alla trama, che capiranno i nostri lettori quando andranno a comprare il libro, mi raccomando. Prego. Ma guarda, perché in realtà la Grecia è un posto che io amo, tutte le estati vado in Grecia, cambio magari dell'isola, eccetera, e sapersi non spoileriamo niente se diciamo che il libro si apre proprio in Grecia, nelle Sporadi, nel canale tra l'Onissos e un'isola disabitata. Ci sono due barche che vanno in senso opposto, una va di Bolina e una va col vento in poppa. Quella con il vento in poppa, su quella con il vento in poppa succede qualcosa che non deve succedere e un uomo cade in mare e il protagonista del libro, che sarebbe Agostino Principe, detto Prince, si ritrova a salvare quest'uomo. Un paio di mesi dopo poi quest'uomo lo contatta perché vuole ritrovare la moglie che lo ha buttato in acqua. Ecco, questo è un po' l'inizio e ci fermiamo qua. Tutto poi si svolge a Sanremo, però dicevo appunto Sanremo è una vera città di confine, quindi è facile sconfinare in Francia, nella Costa Azzurra, a Mentone, a Fréjus, al Cap d'Esterel, dove agisce poi una mafia francese, la famosa mafia del Midi, quindi è lì che ci sono anche dei protagonisti del libro che compiono azioni, eccetera, e poi si svolge anche un po' all'interno, tutti i paesi, perché poi in realtà noi conosciamo molto il lato costiero della Liguria, ma il lato interno è bellissimo, Castellaro, Triora, Perinaldo, eccetera, e che anche in questi paesi ci sono delle scene ambientate del libro, eccetera, e così questi sono è un po' lo scenario, tutto il ponente Ligure, ecco, diciamo così, da Sanremo al ponente. Badalucco, la Valle Argentina, anche lì andateci nella Valle Argentina, che è piena di misteri già di suo, ecco, al di là dell'interpretazione miloniana che è straordinaria. Allora, quindi questo ponente ricco di misteri, la trama è fitta, complessa, la verità difficile da scoprire, ma questo è il fascino di un vero poliziesco, parola un po' così ageo oramai, no? Perché tutto si è evoluto, i generi si intrezzano e se ho fatto questa scelta mia è perché personalmente, io l'ho sempre detto, non sono un appassionatissimo del giallo, ma qui c'è anche altro, c'è il paesaggio, c'è la psicologia umana, c'è la capacità di interagire fra elementi etnici diversi, ecco, cioè veramente devo dire, avendolo letto, grazie proprio alla prontezza del nostro autore che me l'ha inviato, devo dire che sono entusiasta. E noi possiamo dire la casa editrice perché affinché appunto sto pomeriggio già qualcuno si accosti al proprio libraio per richiederlo. La casa editrice come si chiama? La casa editrice si chiama Orti di Giano con la H davanti, è una casa editrice spagnola che ha sede anche a Roma, comunque anche alle Canarie, quindi è un posto molto bello, è bello andare a visitare l'editore. Certo, e si chiama Orti di Giano con la H davanti a Orti, quindi è H Orti di Giano. Comunque è reperibile attraverso una richiesta, appunto. Sì, diciamo, io tra parentesi in questo momento sono a un meravigliosa festival letterario a Crema che si chiama Inchiostro, che si svolge nei chiostri della struttura conventuale, ex struttura conventuale,
e sono qua, farò la mia presentazione alle 3 del pomeriggio oggi. Quindi se qualcuno dei suoi ascoltatori a Crema, insomma, Crema, provincia di Crema, zona cremasca, diciamo, può venire alle 3 qui a Inchiostro. È il convento di Sant'Agostino, per caso? Sì, esattamente. Il convento di Sant'Agostino è bellissimo, quindi voi avrete il piacere di entrare in un posto monumentale unico nel suo genere e di ascoltare alle 15 Massimo Milone, uno dei massimi giallisti, che anche è una brutta definizione giallista, ma gli scrittori in lingua italiana. Quindi mi raccomando, chi è della zona perlomeno, ma ovviamente qualcuno può venire da Milano, da Brescia, da Bergamo. Da Milano ci vuole un'oretta, diciamo. Però è una bella passeggiata. Crema è molto affascinante, il luogo, l'ha detto lei, è bellissimo, quindi insomma è un'occasione per una passeggiata. Certo, sapevo di questa festival del libro, ma c'è anche una fiera antiquaria che ogni anno sono già stato diverse volte perché mi piacciono anche i libri antichi. Costano un poco, ma uno fa qualche sacrificio ogni tanto. Ecco, certo. Detto questo, allora, quindi una domanda che, diciamo così, molto banale, ma ci sono dei maestri, ci sono dei riferimenti, ci sono dei must che lei nella storia del poliziesco o comunque di un romanzo di impasto ampio che comprenda anche l'indagine, così il mistero o il noir, lei si ha presente, cioè i maestri, dei riferimenti nella storia della letteratura mondiale? Certo, guardi, io le dico subito, ho una certa età, sono 70 anni, quando io ho iniziato a leggere i gialli, cioè all'età di forse 11-12 anni, Sherlock Holmes e Larry Quinn, eccetera, il giallo era giallo perché veniva pubblicato solo il giallo, quello delle copertine Mondadori, perciò in Italia si chiama giallo, ed era considerato una letteratura appena superiore alla letteratura porno, penso. E poi pian piano si è evoluta e adesso è diventato un genere molto frequentato, molto pubblicato. Io come attori internazionali ho detto da Conan Doyle passando per Larry Quinn, poi sono approdato al nero americano e devo dire che nel creare la coppia dei miei 2 protagonisti, perché accanto a Prince agisce Adam Zitieri, avvocato, nel creare questa coppia mi sono un po' ispirato, diciamo malamente sicuramente, a Nick e Nora, è un ciclo di film degli anni 30 tratto dai libri di Dashiell Hammett, L'uomo ombra. Erano 2 detective che facevano parte di questa società molto sofisticata americana. Ecco, Prince e Ada sono molto meno sofisticati, però un po' il rapporto di coppia loro mi divertiva. Poi nel moderno, italiani non possiamo non dimenticare Scermanenko, ovviamente, anche se forse il primo giallo italiano è stato di Emilio De Marchi nel 1850-60, tra parentesi ambientato a Napoli, no, fine 800. Qui Il cappello del prete, da cui poi è stato pure uno sceneggiato con Paolo Stone. Insomma, ce ne sono, io seguo tutti i gialli, i giallisti anche, adesso parlo, non so, di Carlotto, Massimo Carlotto, Bruno Morchio, Valerio Varesi, Enrico Pandiani, De Giovanni, insomma, ne leggo. Poi ci sono quelli che non vorrei farle una conferenza sul giallo. No, ma era così per capire. Però sono curioso e leggo giallisti di tutto il mondo, anche vietnamiti, cileni, per dirne, quindi insomma su questo sono abbastanza ferrato. Benissimo. Ecco, anche appunto lei l'ha fatto intendere, il giallo italiano, il poliziesco italiano si è ripreso dopo una crisi complessiva. Certo, molto. Che era legata evidentemente a un cambiamento di gusti fra gli anni 50 e 80, poi le cose sono andate in un'altra direzione fortunatamente e c'è anche stato questo recupero. Del resto lo stesso Umberto Eco ha contribuito, no, a rivalutare magari generi. Come no? Suttero e Lucentini, Umberto Eco. Assolutamente, La donna della domenica rimane un must assoluto. Certo. Ecco, vogliamo parlare un pochino anche degli altri libri ambientati a Milano, perché qui sono sicuro che chi non l'ha ancora letto è curiosissimo, perché i titoli già parlano, no? I titoli. Quindi che cosa poi ha voluto costruire? Una collana tutta su Milano, no? Sulla Milano nascosta, segreta. Cosa ci racconta su Milano, Milone?
Beh, a Milano io ho inventato questo gruppo dell'ottavo distretto, gruppo di poliziotti dell'ottavo distretto, che l'ottavo distretto in realtà è dove, diciamo, ha sede, non so se avete presente, dove, nel quartiere di Bonova, proprio dove c'è il centro commerciale di Bonova, e lì io ho lavorato per alcuni anni, non facevo il poliziotto ovviamente, ho lavorato lì, ho avuto l'ufficio sopra al centro commerciale e quella zona mi ha sempre attirato molto, perché poi è una zona che è uno spicchio di Milano che va dall'Arco della Pace praticamente al Gallaratese a Bonova, e lì ho situato questa squadra di poliziotti che, come tutte le squadre di poliziotti, sono molto eterogenei, perché ci sono provengono da tutte le regioni d'Italia. C'è addirittura una poliziotta molto bella, Melina Laganakis, che è di origine greca, e ho creato questo gruppo. E le dirò anche che alcuni personaggi di questo gruppo compaiono anche in Pigna Investigation, cioè vengono nominati in Pigna Investigation perché il passato di Prince ha una connessione con Sasà Vandir, che è uno dei protagonisti dei gialli milanesi. E niente, e quindi insomma questo gruppo affronta varie peripezie, varie inchieste. Nel primo delitto alla Montagnetta tutto si svolge, il tema fondamentale è diciamo che come dire, il problema quando si commette un illecito, poi si finisce per commettere illeciti più grandi per nascondere l'illecito di partenza. Un po' per fare un esempio, quando Nixon decise di mentire per coprire lo spionaggio a danno dei democratici, ecco, commise degli illeciti più grandi del semplice illecito dello spionaggio, e quindi poi fu costretto a dimettersi. E il tema di quel libro è proprio questo: ci sono dei poliziotti cattivi che per nascondere una morte casuale commettono poi dei delitti peggiori. Mentre poi negli altri, Milano Corriemori, invece il tema è la donna, la vittima è una donna manager che viene uccisa per gelosia, e dice tutto il tema della capacità diciamo, come dire, del senso di proprietà degli uomini verso la donna. Invece il delitto di Sant'Ambrogio, che non si svolge a Sant'Ambrogio Basilica, ma si svolge nel giorno di Sant'Ambrogio, il tema è proprio quello del tradimento, della verità nascosta, del tradimento, eccetera. E poi gli ultimi due, Intrigo a City Life e il delitto di Via Marghera, invece il delitto a City Life, il tema sono quello che i giovani a volte fanno per incoscienza e le conseguenze che poi questo comporta. E l'ultimo, delitto a Via Marghera, invece il tema è di questa società italiana, che magari porta in palmo di mano dei personaggi che poi si rivelano essere tipi, diciamo, non proprio degli esempi fulgidi, eccetera, però la business community te li presenta come se fossero dei grandi imprenditori, eccetera, e poi indagando si scopre che invece sono abbastanza dei farabutti. E tutto questo lo fanno i poliziotti dell'ottavo distretto. Non so se sono riuscito a rendere l'idea. No, assolutamente sì. Ho avuto una bramosia di tipo alimentare, perché Via Marghera io l'ho frequentato per la gelateria, che è famosissima. Non è che voglio fare pubblicità, ecco. Stupidamente certo. Lo dico perché non ce la faccio, era troppo buono quel gelato, non so se c'è ancora, spero che ci sia. In ogni caso, guardi, non lo so. per capirci. Sicuro non c'è il posto dove ho ambientato io l'omicidio di Via Marghera, perché una volta era la libreria Mondadori, adesso non so che cosa è diventata, ma non è più Mondadori Store. Quindi i posti cambiano. Guardi, stanno chiudendo un sacco di librerie, è molto triste la faccenda, molto molto triste. Io non so fra qualche decennio se ci sarà ancora una trasmissione come questa su un libro. Peraltro lei adesso ci ricorderà anche un attimo la versione telematica, no? Cioè, voglio dire, è possibile leggerlo in via telematica? Certo, c'è anche l'ebook su tutte le piattaforme di distribuzione dei libri, degli ebook, quindi Amazon, IBS, insomma tutte le piattaforme. È disponibile la versione ebook di Pigna Investigation.
certamente. Allora, adesso una domanda un pochino più difficile, spero non venga travisata. Dal suo punto di vista, avendo un'esperienza notevole nel settore del mondo poliziesco, come giudica, la politica non c'entra niente, è una questione tecnica, come giudica attualmente i rapporti fra il mondo della polizia e il mondo della magistratura? Attenzione, non mi interessa battute da massimi sistemi, non è una questione politica, ma tecnicamente esiste ancora un'intesa o c'è qualcosa che non funziona bene nell'osmosi fra queste due forze che dovrebbero essere le forze più importanti di uno Stato o comunque di un sistema? Guardi, io penso che lo spirito di collaborazione esista, anche se non potrebbero farne a meno se non riuscirebbero a lavorare. Il problema, le dico questo, io penso che c'è qualcosa la pubblica amministrazione in generale in Italia non funziona bene, poi che sia sappiamo la pubblica amministrazione italiana non è certo un modello virtuoso. È chiaro che due istituzioni della pubblica amministrazione italiana non possono funzionare benissimo, perché altrimenti sarebbe strano che due corpi funzionano bene e il resto funziona male. Quindi io penso che ci sia, come tra magistratura e polizia, ci siano quelle ruggini, ma non dovute a a fatti personali, ma proprio delle ruggini burocratiche, delle ruggini del meccanismo di funzionamento che appesantisce tutto questo. Quindi è chiaro che noi troveremo, io credo che ci sia sempre delle discrepanze tra il lavoro dell'uno e il lavoro dell'altro. Poi è chiaro, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutte le nostre gelosie, le nostre invidie, invece magari le nostre generosità. Questo lo ritrovo anche nei miei libri, questo fatto che siamo tutti esseri umani, infatti anche nell'8º distretto c'è i protagonisti, c'è un po' di invidia, gelosia, eccetera. È chiaro che questo anche, mania di protagonismo, per carità. Quindi questo aggrava già una situazione che secondo me non è ottimale, ma non è ottimale perché la pubblica amministrazione italiana in genere non è una macchina da guerra, diciamo. E quindi oltre alle difficoltà legate proprio alla gestione della pubblica amministrazione c'è anche il problema che poi ci sono protagonismi, eccetera. Ecco, se vuole posso dire, quando io ero ragazzo, adesso io non so lei che età, però quando io ero negli anni 70, questo si può dire, i magistrati parlavano di meno, ecco, chiacchieravano un po' di meno. Però è anche vero che in quell'epoca si pigliavano anche delle cantonate non male, pensiamo solo al mostro di Firenze o anche a tutte le indagini sul terrorismo. Mi ha appassionato, non sono né un esperto né un appassionato diretto, però la storia del mostro di Firenze le batte tutte. Quindi insomma anche all'epoca c'erano delle belle cantonate, il delitto Alinovi, eccetera, insomma, ne abbiamo visti il delitto di via Caravaggio a Napoli, che si è ancora capito chi sia stato. Quindi secondo me non è un problema solo di oggi. No, chiaro. Cosa bolle in pentola? Qual è la prossima città, visto che si è spostato da Milano? È originario di Napoli, però avendo vissuto poi a Milano, si è spostato verso Sanremo. Qual è la prossima meta, nel senso di nuovo libro che c'ha in mente? Sempre su Sanremo, sempre Prince e Ada saranno i due protagonisti, e il libro questa volta si svolgerà, questa volta il libro ancora una volta sarà su Sanremo. Sanremo punto fa base e poi ci si sposta un po' tutto nel Ponente Ligure. La trama sarà un po' diversa, sarà un po' nel mondo del cinema porno, non ci saranno però chiarisco subito, non ci saranno descrizioni di scene pornografiche, ci sarà solo un omicidio di un regista di film porno che porterà poi tutto a un'indagine, eccetera. E sempre i luoghi saranno sempre quelli, ritorneranno anche alcuni protagonisti di questo, a parte Prince e Ada, a parte il senegalese Youssou e l'albanese Branco, ma ci sarà anche Cleo, che è una dei personaggi del primo di Pigna Investigation, sarà di nuovo
sulle barricate insieme ad Agliolì, Dominique Agliolì, che è il capo della mafia francese della zona. Quindi insomma ci saranno un po' gli stessi personaggi arricchiti da altri che compariranno nella storia. Benissimo. Mi farebbe piacere, ma lo dico proprio così perché anch'io veleggio sulla sua età, quindi si vede che a un certo punto si ritorna bambini. Mi farebbe piacere qualcosa sulla Versilia, perché io ci ho passato una vita e la Versilia è piena di misteri, a partire dalla Circe famosa dell'89 per arrivare a oggi, ne stanno succedendo, mamma mia, incredibile. Ecco. Va bene, allora... Il delitto della Circe secondo me presenta molti lati oscuri, l'inchiesta sulla Circe della Versilia, visto che la città. Assolutamente, ma c'è il caso Lavorini del 69. Giusto, vero. Ascolti, allora ridiciamo la Massimo Milone, Pig Investigation, casi editrice ancora, che così vanno in libreria subito sto pomeriggio. Orti di Giano con l'H davanti a Orti, quindi benissimo. Orti con l'H. Benissimo. Di Giano. Vogliamo dire anche il prezzo, così per uno stato di solidarietà. 16 euro. Oggi come oggi 16 euro è un libro veramente quasi regalato, conoscendo l'ambiente. Va bene, allora io la ringrazio ancora tantissimo. Ci teniamo ovviamente in contatto, mi farebbe piacere che poi lei ritornasse magari o con la Sremo o comunque qualsiasi altra, che poi la nostra si chiama Radio Libertà, quindi qualsiasi tema, qualsiasi argomento che venga fuori da un uomo di esperienza, di cultura come lei. Allora, volevo dire una cosa anche, abbiamo ricordato il libro e va benissimo, gli altri libri, almeno un titolo della collana milanese per i nostri più certo, guardi, sono 5, li recito a memoria: Delitto alla Montagnetta, Milano Corri e Mori, Il delitto di Sant'Ambrogio, Omicidio a City Life e Il delitto di Via Marghera. Accidenti, che City Life, l'omicidio City Life è la più grossa novità. È Intrigo a City Life. Non è omicidio, allora, City Life. E poi questo pomeriggio veramente chi ha l'occasione, perché l'ambiente lo conosco, quel convento è delizioso in centro a Crema, il convento di Sant'Agostino, Massimo Milone che presenta proprio l'ultimo libro, eventualmente potrete farvi firmare ed è già un regalo meraviglioso, no? Penso. Ho portato con me tante penne per poter firmare tante cose. Fantastico, grazie infinite e ci risentiamo presto. Adesso la nostra Natalia ci introduce il break e io vado avanti dopo. A dopo. Perfetto, la saluto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Allora, due trapassati illustri. Spiace sempre poi ovviamente parlare di chi non c'è più, ma in questo caso la fama e la gloria impone una riflessione ad hoc. Parliamo di Camillo Ruini, un prelato davvero fuori dalla norma, che ha avuto in mano la CEI e il Consiglio Episcopale Italiano per tanti anni, da una parte, e dall'altra Carlo Ginzburg, storico d'eccezione, che ha rivoluzionato, si potrebbe dire, la storiografia in Italia. Per quanto riguarda Ruini, sicuramente, data anche l'età, 95 anni, ha avuto una vita intensissima che è stata spesa tutta per la Chiesa. Emiliano, di quegli emiliani, e ne conosciamo tanti senza far nomi, che sentono forse più forte degli altri la fede, proprio perché sono nati con un meccanismo di difesa necessaria rispetto all'assalto rosso che si sono trovati davanti o alle spalle nella loro terra fin da bambini. Camillo Ruini credeva fermamente nei principi sani del cristianesimo. Ci riconduceva ogni volta che interveniva, ogni volta che avevamo l'occasione di sentirlo o di leggerlo, perché ha anche collaborato a diverse riviste, anche attraverso meccanismi di intervista, comunque c'era una forma di collaborazione. Ogni volta ci ha ricordato che su certi principi il cristianesimo non deve transigere. Ovviamente stiamo parlando da laici di formazione liberale e federalista, ma io penso che lui aveva tanto da insegnarci sul fatto che bisogna sempre tenere fermi alcuni principi che rimangono fondamentali pur nel passaggio d'epoca e con attenzione a quelle che sono state le novità. In buona sostanza lui ha avuto a che fare almeno con 3 papi, anche molto diversi l'uno dall'altro, che ciascuno dei quali non sempre usciva con delle riflessioni, delle battute prevedibili, e talvolta stiamo ovviamente parlando soprattutto del penultimo, ma c'erano già osservazioni sull'ultimo. In ogni caso, come responsabile della CEI, lui voleva sempre tenere la barra dritta su certe questioni, e quindi, se così posso esprimermi, non correggeva perché non si poteva permettere e aveva una grande umiltà di fondo, però aggiungeva delle postille alle riflessioni, alle osservazioni papali, che erano e rimangono fondamentali. Camillo Ruini, proprio perché era un uomo che non concedeva quasi nulla a una certa forma di cattobuonismo, di cattolicesimo riverniciato di rosso, di verde, di colore arcobaleno, a cui abbiamo assistito negli ultimi 20-30 anni. Per cui era un uomo che sapeva sempre parlare alla maggior parte del popolo cristiano, perché aveva ben presente e chiari quei principi determinati. Non indulgeva a forme di falsa no, perché nessun può essere considerato falso all'interno dell'alto regime ecclesiastico, ma insomma a forme così di indulgenza eccessiva a volte, che nascevano dal cuore, ma il cuore non sempre
sta dietro a quelli che sono i principi che rimangono fondamentalmente razionali della religione cristiana. Tommaso d'Aquino ce li insegna. E quindi questa figura di Camillo Ruini, che ancora veniva intervistato negli ultimi tempi da riviste come Il Timone, per capirci, cioè dalle poche riviste rimaste sul fronte della libertà e al tempo stesso della tradizione, ecco, era sempre capace di riuscire a spiegarci perché e per come, per una forma di paradosso. È vero che dobbiamo ascoltare sempre come cristiani, ma qui non parlo da laico, cioè quello che diceva lui, sto riportando le parole di un pontefice o di un altissimo prelato, ma è anche vero che queste parole vanno anche interpretate o reinterpretate, non per una forma di acribia, di spocchia, di alterigia, proprio lui non lo era fatto così, ma perché diciamo la filologia cristiana ha dei doveri che le altre filologie non ce l'hanno. Parlo qui ovviamente anche da prof che si è affannato per un certo periodo nella filologia dantesca. Vi assicuro che la filologia dantesca è un ginepraio, ma non esistono quegli obblighi che esistono per la filologia cristiana. Volendo attuare quel programma da parte di chi è all'altezza di farlo, sia ben chiaro. Carlo Ginzburg, figlio di Natalia, ma io, e qui la povera nostra regista ha un sobbalzo sulla sedia, l'ho sempre chiamata Natalia perché mi veniva più facile, a dispetto ovviamente di una sorta di rabbia che nasce dentro le Natalie quando si sentono chiamare Natalia, ma Natalia Ginzburg era una delle più grandi scrittrici mai esistite. Mi viene in mente il Lessico familiare. Lessico familiare dell'inizio degli anni 60, vinse anche il premio Strega, va assolutamente letto perché è uno di quei romanzi che ci riconciliano con la vera e sana letteratura. Il figlio, Carlo Ginzburg, era un docente di storia, storiografo, e aveva utilizzato, figlio di Natalia e di Leone Ginzburg, perché il cognome è paterno. Ebbene, aveva utilizzato fin da giovane la Nouvelle Histoire, cioè quella storia dal basso che la Francia aveva proposto anche attraverso, è ovvio, sfondi, palinsesti, orientamenti di tipo marxista, perché no, ma di quel marxismo che aveva le sue ragioni che ora non ha più, si intende. In ogni caso Carlo Ginzburg si interessa della storia popolare, della storia degli umili, della storia dei contadini, della storia soprattutto della fascia che va dal 1400 al 1800, dell'inizio dell'età moderna, e scrive delle cose che sono semplicemente straordinarie. Prima di tutto sulla stregoneria. Tutto il lavoro sulla stregoneria, e qui il mio interesse per questo settore molto particolare, in realtà per me è debitorio a un certo Agnoletto, che non è quello più famoso, che in realtà è suo nipote, no? Ma il professor Agnoletto, docente di storia del cristianesimo, che mi fece leggere dei testi molto importanti da questo punto di vista. La caccia alle streghe è stata un'epopea straordinaria. Carlo Ginzburg comprese quanto fosse estremamente necessario rivedere questa matassa molto caliente, molto torbida, appunto, della caccia alle streghe tra 500 e 600, soprattutto nella fascia alpina, vista certamente, come era tipico dell'epoca, dalla parte delle streghe, non dalla parte degli inquisitori naturalmente, per tutta una serie di fattori, di situazioni, eccetera, eccetera. Quello che viene chiamato da alcuni storici francesi anche l'assedio alla civiltà cristiana, che era una forma di difesa coatta da parte di un mondo, quello dell'Inquisizione, che non era solo ecclesiastico, era anche laico, perché conveniva a entrambi i fronti riuscire a così un po' a tagliare le gambe a quelle che venivano proposte o si proponevano come sedicenti streghe. Una storia estremamente complessa che lui, Ginzburg, Carlo, morto qualche giorno fa, ha avuto modo di dipanare in forma esaustiva. Ma
il suo libro, che secondo me è un must, né più né meno di quello della madre Natalia sul lessico familiare, è Il formaggio e i vermi. Guardate, nel leggere questo libro, Edizioni Einaudi, voi vi rendete conto che esisteva, è molto importante per questa radio, esisteva una grandissima cultura popolare nel Seicento che agiva secondo traiettorie ben precise, partendo dall'oggettualità del lavoro che facevano. E qui siamo nel Friuli. Un contadino così si esprime attraverso anche così una dettatura, una forma di dettatura delle parole che gli vengono, sul significato del mondo. Il mondo è come una grande forma di formaggio. È meraviglioso, crea l'acquolina in bocca, è fatto e impastato secondo un profumo eccezionale, dà vita a varie virtualità esistenziali, diciamo appunto dalla flora alla fauna, eccetera, eccetera. Questa grande forma, questo formaggio meraviglioso, pensate appunto a certi formaggi che vengono tuttora prodotti assieme a San Daniel Prosciutto nella zona più ubertosa del Friuli, ha solo un piccolo difetto. Dopo un po', stagionandolo, si creano i vermi. Straordinario. I vermi sono i prodotti del male, sono quelli che impediscono al formaggio di funzionare bene, di dilettare fino in fondo. Sono vermi, strisciano, puzzano, rovinano, distruggono non solo il formaggio ma chi lo mangia. Sono le forze del male. Guardate un contadino come lui aveva saputo riprendere Ginsburg dalle letture che aveva fatto negli archivi, dalle ricerche straordinarie di storia popolare, che non è la storia dei capi, dei re, dei diplomatici, ecco, oppure di certe istituzioni di cultura dotta. È una storia popolare che lui aveva ripreso secondo anche il gusto effettivamente un po', come dire, rivoluzionario in senso marxista dell'epoca. Qui apro una piccola parentesi, delle Einaudi si può dire tanto bene e si può anche dire qualcosa che non funzionava perfettamente, perché le Einaudi in certi casi faceva anche delle censure verso degli autori che non riteneva all'altezza di quello che il prodotto doveva presentare effettivamente per un certo tipo di pubblico. Non così sicuramente per il libro del nostro Ginsburg, che ha ottenuto effettivamente un grandissimo successo e che ci insegna proprio come, al di là delle strumentazioni ideologiche, che sono delle falsificazioni della realtà, ecco come il mondo rurale, il mondo contadino padano, friulano, ecco, di quell'epoca all'inizio del mondo moderno, fosse in grado di cogliere il senso ultimo delle cose, il senso ultimo della perenne lotta fra il bene e il male. E nella traduzione della scienza, della conoscenza, in termini oggettuali tipici della natura o dell'alimentazione come prodotto della natura, ecco il formaggio, riusciva a cogliere anche il senso ultimo di una teologia che effettivamente non poteva più partire dall'alto, ma era pronta a ripartire dal basso in qualche modo. In quella scommessa, in quella interpretazione anche fantasiosa che era tipica di quel mondo popolare di allora, c'è un'ipoteca sul futuro effettivo dell'umanità e sulla possibilità di riuscire a cogliere dalla parte del popolo quella che è la scommessa col destino di tutti,
della società, certamente. Poi sempre la politica si è appropriata di tutte queste grandi intuizioni nella maniera sbagliata e ha creato molte illusioni o molte storture effettivamente, ma quella versione popolare che ci viene raccontata da Ginsburg rimane effettivamente esemplare, il formaggio e i vermi. E qui chiudiamo, certamente tantissime le altre produzioni dello stesso Ginsburg, tutte estremamente interessanti anche di storia dell'arte, perché Ginsburg aveva intuito, fra le tante cose, che l'arte non è soltanto cultura dotta, è anche espressione di simboli, di colori, di forme che nascono effettivamente dal basso. Quindi questo personaggio è un personaggio sicuramente molto interessante, che ha dato molto alla cultura, ma perché paradossalmente le persone molto intelligenti non vanno catalogate, capito? Non vanno catalogate in una certa maniera. Cioè non è che noi, perché Ginsburg era antifascista, lo dobbiamo leggere, ma ci mancherebbe altro. Noi leggiamo di tutto, di destra, di sinistra, no? Di qualsiasi orientamento, purché sia frutto dell'intelligenza, e non censuriamo nessuno o niente, perché non è solo nello stile di Radio Libertà, ma nello stile di chi vuole veramente comprendere il mondo. E se il mondo non lo comprendi non lo puoi migliorare, non lo puoi ritoccare per quello che è possibile effettivamente. Vorrei parlare ora del Trattato Antartico, perché sono passati 65 anni e la gente si è un po' dimenticata. Vorrei sentire una commemorazione, mi sembra quella di un morto, perché poi in effetti non se ne parla più, quando non si parla più di qualcosa sembra morto. Però in effetti il 23 giugno del 1961, cioè esattamente 65 anni fa, parte il Trattato Antartico. Ma in che cosa consiste il Trattato Antartico? Il Trattato Antartico è una convenzione stipulata qualche mese prima, ma in partenza assoluta solo da quel giorno, cioè esattamente da 65 anni fa, dove praticamente, scoperto definitivamente il continente, l'Antartico, l'Antartide, si definisce il rapporto degli stati che nel momento stesso appunto firmano o partecipano a questo trattato nel modo di gestire l'Antartide. L'Antartide, almeno nei suoi confini, era stato scoperto. C'erano già state delle famose rotte, qualcuna anche tragica, che aveva raggiunto l'Antartide, e la conformazione stessa sotto i ghiacci e le caratteristiche complessive dal punto di vista idrogeologico fecero pensare a chi scrisse il trattato ad una prima fondamentale regola che rimane ancora oggi valida, e rimane valida in un mondo che si sta sempre più rimilitarizzando. Prima regola: no wars. Nessuna iniziativa militare deve essere impostata nell'Antartide. Ci devono essere soltanto delle spedizioni da parte dei paesi e dei gruppi che ritengono possibile, sulla base di tecnologie avanzate, tutto questo, delle spedizioni scientifiche che permettono che cosa? Di scoprire come è fatto realmente all'interno. Nel promo ho fatto scrivere a Sammy questa battuta: una scommessa con l'Acheronte. Sì, ma cos'era l'Acheronte? L'Acheronte era quel fiume, no, che gli antichi ritenevano, è posizionato ovviamente in Grecia, che gli antichi ritenevano la sede dell'aldilà. Tenuto conto che il pianeta è il pianeta, l'abbiamo scoperto tutti. Il Polo Nord, più che di consistenze strutturali, è fatto di acque o di ghiacci che tendono oramai sempre più a sciogliersi, e non può essere considerato un vero continente che nascondi effettivamente in qualche modo l'Acheronte. E tenuto conto che all'interno della Terra c'è solo massa, nel senso che
con tutta la buona pace di Jules Verne, troveremo un bel niente se non nel viaggiare verso il centro della Terra, se non così tutta una serie di materiali difficili da perforare. Forse l'Antartide rappresenta veramente l'ingresso verso l'aldilà, almeno questo nell'immaginario popolare, naturalmente. Mi vengono anche in mente i libri di Wilbur Smith, che nella sua genialità Wilbur Smith non ha scritto soltanto di ippopotami, leoni della foresta africana, ha scritto anche dei libri proprio collocati in Antartide, in viaggi, spedizioni in Antartide. E ora appunto chissà cosa c'è sotto lì, qualcosa si scioglie, colori strani emergono naturalmente. Non si tratta qui ovviamente di fantasticare in termini esoterici, però è virtuale ed è metaforico il discorso naturalmente. L'Acheronte, più che l'aldilà in sé, che uno può ovviamente vedere secondo una logica e una teologica cristiana, ovviamente, in una certa maniera, in una certa forma, sotto quello che ancora viene definito, nonostante tutto, l'inferno, ma in realtà l'Acheronte è un archetipo, è un principio ancora più importante in qualche modo, no? È quel tipo di aldilà limbico dove non per forza si viene giudicati negativamente, ma che rappresenta la parte nascosta dell'umanità, la parte più misteriosa naturalmente dell'umanità. Quindi niente guerra, niente scherzi, potremmo dire, e quindi state tranquilli che almeno in Antartide, tutto il resto del mondo potrebbe ancora scoppiare qualcosa. Adesso abbiamo battezzato la fine dello scontro USA-Iran con tutto lo strascico che avete sentito, molto delirante degli ultimi giorni, ma in Antartide niente, non si possono fare queste cose. E ho la vaga impressione che qualcuno fuggirà disperato proprio lì per trovare la felicità. Ultima battuta sulla maturità: io non posso giudicare la seconda prova, non me la sento ovviamente, ma la prima sì. E devo dire onestamente, anche se qualcuno penserà a una forma di malizia, assolutamente no. La scelta dei testi è stata, secondo me, esemplare. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati sono due autori veramente molto importanti, molto belli e molto interessanti, posti ai due capi estremi dell'Italia. Come dire, appunto, esiste un'Italia che ancora deve essere costruita, l'Italia federale. Cesare Pavese per il nord, tante volte per radio io ho detto non solo leggete La Bella Estate, ma rileggete tutti i racconti, tutte le poesie di Cesare Pavese, perché era un uomo straordinario. E ricordatevi sempre che la questione amorosa non è stata l'unica molla del suo suicidio, perché c'era anche una forma di disgusto verso il Partito Comunista. Lui aveva capito tutto, aveva capito dove sarebbe andato a parare. Brancati è un autore davvero molto interessante, siciliano, catanese, che appunto ha descritto alcuni lati della società partendo dal sud in una maniera eccezionale. Quindi ottima scelta proprio per i due testi, secondo me, che sono stati proposti ai ragazzi. No, ovviamente non è detto, e ci dispiace, che gli insegnanti abbiano fatto nell'ultimo anno Brancati e Pavese, però insomma in ogni caso si potevano abbordare, visto che i testi di per sé non erano difficilissimi. Ottimo anche la proposta tratta da Saragat, dagli interventi di Saragat sul senso ultimo della democrazia. Insomma, un esame di maturità, visto che io non sono più in ballo in quanto pensionato, liceale e pensionato, bene, che davvero avrei voluto fare, ma non ho avuto il piacere di farlo. E siamo arrivati anche oggi alla fine. Un grande abbraccio a tutti. Ovviamente ci risentiamo lunedì per Cultura Pop. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte